La storia del locale è legata alla famiglia perché i miei trisavoli nel 1902 hanno costruito questa casa e hanno fondato l'azienda. All'inizio era una locanda, poi hanno acquisito anche macelleria, panificio e tabacchi. E andando avanti con gli anni l'attività è passata dai miei trisavoli ai miei bisnonni, dai miei bisnonni ai miei nonni. Una volta che sono mancati i miei nonni, i miei genitori non hanno più continuato l'attività. Ciò mi è servito per poter fare pratica e gavetta. In questi 20 anni ho studiato all'alberghiero di Vittorio Veneto, Beltrame, e sono partito quasi subito all'estero dopo gli studi. Ho fatto 5 anni e mezzo nei migliori hotel e ristoranti di Dubai, dopodiché, dove ho conosciuto mia moglie, dopodiché mi sono trasferito a Taiwan e ho passato 3 anni a lavorare in un ristorante italiano per poi tornare in Italia e aprire l'azienda dei miei antenati. La scelta di continuare la tradizione per fare onore ai miei antenati che con tanti sacrifici e tanto lavoro hanno fondato e portato avanti un'azienda che sta in piedi da più di un secolo. Le tradizioni sono molto importanti, ma ciò che è tradizionale oggi non sarà tradizionale domani, quindi bisogna prendere le tradizioni, portarle avanti per crearne anche di nuove in futuro. Quindi ciò che è tradizionale oggi non era tradizionale ieri e non sarà tradizionale domani. Sì, ho vissuto qui, però qualcosa mi ricordo. Cioè, si fumava ancora dentro, c'era una cappa di fumo dentro, giocava a biliardo, c'era più movimento una volta nei bar. Poi mio nonno faceva anche altro, oltre che gestire l'attività. Siccome il bar una volta era un centro d'affari, si facevano gli affari nel locale, quindi vendita di terreni, vendita di bestiame, oppure i veri affari si facevano qui. Poi col passare del tempo le cose sono cambiate e il bar non è più come quello di una volta, quindi certe abitudini si sono spostate, certe cose sono cambiate, insomma, nel tempo.